Solidarietà si esprime appunto anche attraverso i tratti di una penna. Complimenti a Venturini. E Marco Orioles, sociologo dell'Università di Udine e Verona, è uno dei più attenti osservatori delle dinamiche legate all'immigrazione e soprattutto all'integrazione. Ritiene che la situazione friulana da questo punto di vista sia sufficientemente tranquilla, ma il massacro di Parigi rimette al primo posto la questione del rapporto tra Islam e Occidente, e dopo l'uccisione dei giornalisti di Charlie Hebdo, secondo Orioles, la parola spetta ora agli islamici moderati. Marco Orioles, sociologo dell'Università di Udine e di Verona, è un attento osservatore dei fenomeni migratori, è un attento osservatore soprattutto delle problematiche legate all'integrazione, in particolare allo scontro, sta ragionando sullo scontro, cosiddetto scontro di civiltà tra Occidente e Islam. Dopo il massacro di Parigi cosa pensate? Ho pensato intanto è un déjà vu, perché non è la prima volta che chi in Europa osa dire la verità o comunque ciò che pensa viene colpito e anche brutalmente. Tra l'altro poco tempo fa abbiamo celebrato il decennale della morte atroce di Theo van Gogh in Olanda, che rappresenta la somma della minaccia che incombe su tutti noi. Però certo è una situazione molto grave, anche perché ci sono due dimensioni da tenere conto. Intanto c'è il jihadismo che è in movimento ovunque nel mondo, dall'Africa all'Asia, per non parlare di Iraq e Siria, alla ricerca di azioni spettacolari anche in Occidente. E poi c'è una vecchia questione, c'è la minoranza musulmana d'Europa, quasi 20 milioni di persone, che è stretta nella morsa tra le lusinghe dell'integrazione, la ricerca di un posto normale, decente nella nostra società, e le sirene del fondamentalismo, del ritorno ai tempi d'oro di Maometto, che per alcuni rappresentano l'orizzonte del futuro dell'Islam. Questa è la grande tensione, qualcuno l'ha definita, Gilles Kepel, studioso di Islam europeo, la battaglia d'Europa per i cuori elementi dei musulmani. Ho capito, qui in Friuli e a Udine in particolare, che lei osserva attentamente ogni giorno, com'è la situazione? Lei direttore sa bene che io sono venuto anche qua per raccontare le mie esperienze di ricerca in Friuli. Abbiamo fatto un monitoraggio di tutte le comunità islamiche del Friuli Venezia Giulia, che sono in crescita tra l'altro. Udine ha aperto un secondo centro qualche mese fa e tutto sommato non mi sembra preoccupante la situazione, perché abbiamo a che fare con qualche migliaio di persone che sono tutto sommato modeste, persone che cercano un'integrazione silenziosa, invisibile. Qualche testa calda c'è, è tutto tra l'altro al vaglio della magistratura. Vi ricorderete che nell'ambito dell'inchiesta bellunese i tentacoli di questa organizzazione che reclutava musulmani di prima e di seconda generazione per il jihad sono arrivati fino alla provincia di Pordenone. Però ecco, io mi sento di dire, conoscendo personalmente tutti gli imam, i leader delle comunità islamiche, che queste persone non destano preoccupazione. Tra l'altro io ne ho parlato recentemente con l'ex questore e con l'attuale prefetto di Udine, che mi hanno rassicurato ripetutamente che non esiste una minaccia qui. A questo punto, a livello generale, che strada imboccare? Muro contro muro, appello ai cosiddetti islamici moderati, oppure cercare ulteriormente la tolleranza e l'integrazione ad ogni costo? A questo punto la mossa credo spetti ai musulmani stessi d'Europa, i quali devono avere il coraggio di, come si è fatto con il terrorismo rosso qualche decennio fa in Italia, il coraggio di smascherare quei membri all'interno delle loro comunità che vogliono dirottare l'Islam europeo. Quindi la parola spetta agli imam, ai presidenti delle varie comunità musulmane, che abbiano il coraggio di smentire che l'Islam ha il volto dell'intolleranza.